my friend and me, looking through her red box of memories. Faded. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG. Ritorniamo a seguire le ultime notizie e curiosità dalla regione Friuli Venezia Giulia. Partiamo subito da due volti noti della scena italiana. Sto parlando dell'attore Diego Abbattantuono e del comico Max Sangioni, per la prima volta sul grande schermo per il film diretto da Volfango De Biasi con il contributo della Friuli Venezia Giulia Film Commission Promoturismo FVG, che sta continuando le riprese in regione. Continueranno fino al 16 ottobre. Siamo a Clauiano, in provincia di Udine, nella bellissima Villa Manin Guerresco. Andiamo a sentire subito il commento dei due protagonisti a questo film. Parto io. Va bene. Allora, Eccoci qua. Ciao amici di radio. I profumi del territorio, li abbiamo sentiti, molti profumi, molti gusti. Tanti gusti. Io ne ho sentiti tanti anche in altri territori, come può. Però adesso concentriaamoci su questo territorio, però Diego, per dire, capito? Non è che è un territorio adesso. Sono arrivato magro e il territorio mi ha dato questo. Dobbiamo dire i gusti di tutti i territori. Sono venuto diverse volte, devo dire che c'è da parte della gente c'è un calore e poi... Io quello lo sento meno, sinceramente, il calore, non so. Perché non sapevano forse chi perché eri. c'erano con me, Non sì, per sapevano quello. chi eri, magari non forse per t'hanno quello, sì, manifestato, forse per sai, quello. Beh, il gruppo è coeso anche per motivi... Insomma. Di età, insomma, anagrafici. Certo, mi trovo molto bene, sì, Cioè, a parte noi due ci sono diversi anziani. Non si riesce a parlare di nulla, non abbiamo... Questa è una storia. È una storia molto, a mio avviso, sì. molto divertente, però anche coinvolgente, anche a un certo punto raccontare una scena. A un certo punto io entro in casa di riposo. Più di questo non posso dire, però, non si può dire. Quindi ci sono molte sorprese. Beh, se no che film è? Non neanche tantissime, però non troppe, uno se l'aspetta di tante, uno no? che non gli succedeva niente ed era anche interessante, forse avrebbe preso anche dei premi, perché in genere vanno a premi quei film. Non è male. Uno che vive una settimana dove non gli succede niente e torna a casa e è finito. Però invece questo qua succedono un sacco di cose. Qualche cosa. È difficile. La gente si aspetta troppo, qualcosina. Un film che dopo il Friuli Venezia Giulia si sposterà per le riprese in Puglia, che verte su uno scontro generazionale, ma che è anche la storia toccante di solitudini che si incontrano per rivendicare un proprio posto nel mondo. Ne ritorneremo a parlare e a commentarlo insieme. Nel frattempo ci spostiamo a Trieste, dove è partito proprio lo scorso 1° ottobre, nella giornata internazionale del caffè, la 9ª edizione del Trieste Coffee Festival. Una cinquantina di eventi diffusi in tutta la città, visite guidate a piedi, in bicicletta, workshop, incontri, laboratori, gare e approfondimenti che quest'anno puntano sul tema dell'abbinamento tra caffè e mondo digitale. Ci raccontano di più l'organizzatore Alberto Poloiaz, il segretario generale della Camera di Commercio Venezia Giulia Pierluigi Medeot e l'assessore del Comune di Trieste Everest Bertoli. Trieste Coffee Festival, che quest'anno arriva alla 9ª edizione, si estende per un intero mese. Infatti dal 1° di ottobre, che tra l'altro è l'International Coffee Day, fino al 31, concludendo con una festa finale, la città di Trieste verrà animata dagli eventi a tema caffè. Sarà quindi un evento itinerante che non avrà una base fissa come gli anni passati, quindi questa è la prima grande novità. Si svolgerà per le vie del centro. Avremo la prima settimana con l'apertura da parte delle aziende al pubblico, per poi seguire con diversi eventi a sfondo culturale come musica e caffè, poesia e caffè, alcune letture dedicate al settore caffè che si svolgeranno in alcune sale del Comune di Trieste e nelle principali caffetterie storiche di questa città, perché non dimentichiamo che il legame tra Trieste e il caffè ha delle profondi radici storiche. A livello di Camera di Commercio quest'anno avremo dal 24 al 26 di ottobre la 11ª edizione di Trieste Espresso Expo, la fiera mondiale che mette in evidenza il valore dell'espresso e il valore del caffè e della filiera soprattutto produttiva del caffè. Siamo felici di questa iniziativa che è giunta alla 9ª edizione, il Comune partecipa e sostiene con molto piacere questa iniziativa. Faccio i complimenti all'Associazione Trieste Caffè sia per questa iniziativa e sia per il sostegno alla Biciburlo, e sicuramente ogni volta, anche magari l'anno prossimo che sarà il decennale, non solo il Comune di Trieste sarà presente, ma sicuramente lo sosterrà fortemente.
Maggiori informazioni sono disponibili sull'evento sul sito triestecoffeefestival.it. E noi chiudiamo parlando di inclusività. Siamo a Trieste Campus, dove la Summer & Co Shipping è stata una delle prime realtà del Friuli Venezia Giulia ad aver ottenuto la certificazione accreditata di parità di genere. Andiamo a scoprire cosa significa questo risultato insieme alla CEO di Summer & Co Shipping, Lily Summer, insieme all'assessore del Comune di Trieste, Massimo Tognolli, e insieme alla scrittrice del libro Quote Rosa, consigliera regionale per le pari opportunità, Anna Limpido. Splendida iniziativa di Trieste Campus con la consegna di questa certificazione sul tema della parità di genere, un tema molto importante sul quale alcuni passi in avanti sono stati fatti, ma moltissimi altri ne dovremo fare. Abbiamo ottenuto la certificazione di parità di genere, che è una certificazione UNI 125 del 22, quindi qualcosa di veramente nuovo per le aziende. Questa è cultura aziendale, non c'entra solo quanti uomini e quanti donne in azienda, ma ci sono tanti altri motivi per avere la certificazione di genere, da cominciare dal linguaggio che si tiene in azienda. E sapete, io lavoro in porto, il linguaggio a volte non è proprio pulito. Il libro Quota Rosa è scritto da me e da Alan Kovacic e si può comprare sul sito You Can Print, e tutti i proventi sono destinati alla beneficenza, all'associazione SOS Rosa di Gorizia. E questo libro è un approccio diverso al tema della parità di genere e raccoglie quelli che sono stati i miei 4 anni di mandato di consigliera regionale di parità. E per il nostro Info FVG, per le ultime notizie è tutto. Vi lascio al nostro sito per maggiori approfondimenti e seguiteci anche sulle nostre pagine social per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che succede in Friuli Venezia Giulia.